Il centro si occupa di produzione e messa a dimora e ripristini sia di piante forestali che di piante erbacee. È diviso appunto in due sedi, quella di Montecchio Precalcino e questa quella di Pian di Spini. Pian di Spini si trova in comune di Tambre, siamo a 1100 metri di quota, siamo in ambito delle Prealpi Bellunesi. Il vivaio ha una storia ormai secolare, diciamo che il primo progetto di orto forestale risale addirittura al 1902 e poi è andato via via, come dire, evolvendosi nel corso degli anni. Le produzioni che facciamo noi sono piante in contenitore, come potete vedere questo è un piazzale di conifere. Produciamo in contenitore perché è la modalità come dire, più sicura di produrre piante forestali. Questa è una piantina di mirtillo rosso già con i frutti, una specie importante per il prossimo progetto Life Vaia che sta partendo in questi giorni, perché è tra quelle che saranno inserite nei cosiddetti orti forestali che sono previste all'interno delle aree sperimentali. Altra specie che è importante soprattutto anche dal punto di vista botanico, è una specie microterma, è il mirtillo nano, è una specie che cresce lentissima, in natura cresce di qualche centimetro all'anno, ecco per esempio qua che è sicuramente stata coltivata, vedete ha un ricaccio di 10 cm, ma normalmente in natura fa 2 o 3 cm all'anno. Anche in questo caso vedete la zola è perfettamente organizzata, questa è una talea che ha diversi anni, questa deve avere 3 anni almeno.